Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Agrigento presente sul territorio con i suoi uomini a tutela dei cittadini. Una presenza costante dell'Arma che vuole rassicurare dopo gli episodi di criminalità che si sono registrati nel capoluogo e in provincia tra Porto Empedocle e Siculiana. Martedì pomeriggio diverse pattuglie dei carabinieri della compagnia di Agrigento, collaborati dal nucleo cinofili, ha presidiato in modo particolare il quartiere di Fontanelle tra la piazza Primavera e il viale Sicilia. Il bilancio totale dell'operazione è definito eccellente. Controllate tra Fontanelle, Porto Empedocle e Siculiana 250 persone e 150 veicoli, 4.600 euro le sanzioni elevate, 8 le persone segnalate alla prefettura per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, sequestrati inoltre hashish e cocaina, 2 automobilisti scoperti alla guida in stato di ebbrezza. Nel vedere lo spiegamento di forze dell'ordine, in particolare nel quartiere di Fontanelle, molti hanno voluto commentare positivamente il servizio di prevenzione e repressione dei reati in una zona apparentemente tranquilla, ma soggetta a degli episodi che proprio i carabinieri intendono chiarire e lo stanno facendo con la solita professionale presenza. La gente per bene, insomma, vorrebbe vedere più spesso le pattuglie per strada, come anche il comitato Fontanelle Insieme ha chiesto al prefetto di Agrigento.